Buongiorno cari concittadini italiolesi, siamo qua oggi con il nostro appuntamento quotidiano in merito all'emergenza coronavirus. Purtroppo oggi iniziamo con una notizia che non avremmo mai voluto dare e riguarda il riscontro di un caso positivo di coronavirus a Teo di Po. La persona è entrata in contatto con persone che avevano contratto il virus e sapeva della positività accidentalmente, e fin da subito si è comunque messo in isolamento volontario sia lui che la famiglia, quindi i contatti sono stati molto limitati, quasi nulli fortunatamente, e da subito è stato attivato il protocollo per il contenimento della situazione. La persona si è sottoposta al tampone come previsto e l'esito è stato positivo. Quindi da lì è scattata la macchina organizzativa, che prevede appunto la quarantena obbligatoria fino a guarigione per lui e anche per i familiari. Attualmente la persona è a casa, i sintomi sono molto lievi e mentre i familiari sono asintomatici, quindi non hanno nessun tipo di problema. E questo ci rincuora il fatto che sia a casa e sia in condizioni di salute buone, e in bocca al lupo che facciamo anche a lui di pronta guarigione. Come dicevo, la macchina organizzativa si è già mossa per contribuire all'isolamento e al contenimento appunto del diffondersi del virus. Inoltre tra sabato e domenica sono arrivati i primi contingenti di mascherine della regione Veneto, quelle realizzate da Grafica Veneta. Attualmente ne abbiamo 1650 e altre 400 arriveranno oggi, e da domani pensiamo di riuscire ad essere operativi per iniziare la consegna delle prime mascherine ai primi nuclei familiari, consegnando 2 mascherine per nucleo familiare. Questa è più o meno la linea guida che ci siamo dati tutti quanti come comuni. Le mascherine dovrebbero continuare ad arrivare in contingenti fino a giovedì, quelli di Grafica Veneta, in modo da riuscire a dare risposta a tutti i nuclei familiari presenti sul territorio del Teo di Po. I volontari della protezione civile sono già attivati e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziarli, per preparare appunto tutta la macchina di distribuzione di questi importanti strumenti che sono un primo schermo protettivo per quanto riguarda questa epidemia che si sta diffondendo qua in Italia. E sempre i volontari della protezione civile hanno già consegnato un lotto di mascherine anche alle case di riposo, le 3 case di riposo ad esempio dell'isola di Ariano, perché noi come protezione civile abbiamo un gruppo unico su tutta l'isola di Ariano che racchiude i 3 comuni di Teo di Po, Corbola e Ariano. Hanno già consegnato un primo lotto di mascherine fornite dalla protezione civile regionale alle 3 case di riposo, anche qua per dare un po' di respiro a queste importanti strutture e fragili anche da un punto di vista delle persone, perché essendo anziani, essendo maggiormente esposti ai rischi legati al coronavirus, e quindi si è dato anche una preferenza a queste strutture rispetto ad altre realtà presenti sul territorio. Quindi penso già da domani saremo operativi con la distribuzione nelle prime vie. Stileremo probabilmente un elenco per capire dalla via in cui si inizierà e poi diremo i giorni pressappoco in quando passeranno. Evitiamo, se possibile, di fare corse per accaparrarsi le mascherine, venire qua in comune, fare assembramenti, perché comunque, a parte il fatto che sono vietati, le porteremo a casa di ciascuna persona. Una cortesia: se vedete i volontari che stanno consegnando le mascherine e sapete che magari qualche signora anziana può essere lì a casa, un vostro vicino, magari è diffidente giustamente perché anche in questo periodo di coronavirus si stanno diffondendo anche delle truffe, aiutate anche queste persone, magari chiamateli se vedete che non vogliono uscire da casa o quant'altro, in modo che la diffusione sia il più capillare possibile su tutto il nostro territorio. Quindi vi ringrazio fin da subito, anche voi cittadini, per quello che state facendo, sia dal punto di vista della quarantena, chiamiamola così, forzata
quindi a rimanere a casa, sia anche dal punto di vista di come stiamo reagendo a questa emergenza. Come vi dicevo, la cosa importante è che il primo caso di coronavirus qua a Terre di Po, è stato contenuto, e quindi anche qua riusciamo a mettere in atto tutti quelli che sono i protocolli previsti. Vi ringrazio e ci vediamo domani per il consueto aggiornamento giornaliero della situazione coronavirus. Grazie a tutti.